Hold up. Amiche e amici, Eccoci! benvenuti! Ciao a tutti! Senz'altro show, noi non vedevamo l'ora di essere in diretta quest'oggi con voi, ci avete chiesto per tutto questo tempo, ma quando tornate, ma quando ci vediamo, ma quando possiamo sentirvi, noi eravamo davvero molto emozionati fino a pochi secondi fa. Adesso di più. Molto di più, veramente, come si dice, i penotti, sgrissoi, come si dice in inglese. Noi naturalmente vi diamo il benvenuto a Senz'altro Show, che è la nostra nuova produzione, le nostre nuove dirette che vogliono starvi vicini, in qualche modo vogliamo tenere con voi un contatto diretto, un contatto prezioso. Lo faremo in un modo davvero speciale, perché tra pochissimo vi daremo anche un numero di telefono con cui potete interagire, e lo faremo con una trasmissione che inizia alle 19 di sera per finire... Non si sa, indicativamente verso le 20, ma non lo sappiamo, perché questo è un programma che va in diretta sulla nostra pagina Facebook, poi potrete rivederlo su YouTube, non ci sono orari, nessuno ci corre dietro. Con grande tranquillità e con grande sicurezza. Grande senso di responsabilità, perché questo vogliamo iniziare subito, perché poi ci sarà un'ora di buttad, come possiamo... Buttad è un termine tecnico che difficilmente possono... Di buttanade, ok. Preferivo l'altro termine tecnico. Esatto. Vogliamo invece farvi un discorso serio all'inizio, e cioè che questo programma va in onda rispettando tutti i protocolli di sicurezza. Assolutamente. Noi abbiamo appena fatto i tamponi, negativi naturalmente, per essere qua insieme a voi, per cui riusciamo a fare questo programma mettendo tutta la responsabilità che possiamo metterci, seguendo tutti i protocolli che vanno seguiti per stare vicino a voi, visto che da un po' non possiamo vederci live, almeno arriviamo a casa vostra. E abbiamo fatto naturalmente i tamponi, li sentiamo ancora, almeno io lo sento come. Esatto. Abbiamo fatto il tampone tra l'altro anche qui vicino, no? Anzi, salutiamo gli amici della farmacia di Albignasego che hanno eseguito il tampone, li ringraziamo anche per la loro cordialità e simpatia. Scusa, ma non diciamo il nome? No, perché Neiga fatti pagare. Se la prossima volta Neiga gratis, cito anche la farmacia. Ciao amici della farmacia di Albignasego. Con questo messaggio assolutamente tranquillo, non mafioso, cioè noi siamo a disposizione, come si suol dire. Noi volevamo essere qui con voi questa sera in perfetta forma e naturalmente con tutto il massimo che potevamo offrirvi, e dovevamo farlo da una location straordinaria, e quest'oggi siamo l'Ombra della Piazza Burger, un locale di Padova, e ci piace questo connubio tra due posti che sono al momento chiusi. L'Ombra della Piazza Burger e noi con il teatro. Però in qualche maniera da queste due chiusure nasce questa grande apertura, e speriamo che poi un domani diventi un'apertura maggiore. Secondo me Mosà parla tantissimo, anche dobbiamo andare al sodo. Perché dobbiamo andare al sodo con un ospite speciale, perché l'abbiamo visto recentemente in un sacco di video, ricevere telefonate da personaggi illustri, non solo italiani, anche stranieri. Insomma, è qui con noi l'assessore Ciano Coutinho. Ciao ragazzi, ciao persone. Buonasera assessore, benvenuto. Sempre scumiandoci, perché è la tecnica più furba che potete. Ninguém insegna a starnutirsi sul gomito, dopo passare a darsi se diamo il gomito, che siamo dei geni. Poi ci hanno sempre detto non alzate il gomito. Beh, questo è un altro discorso, non ho mai ascoltato tanto che a regola là. Assessore, però presentiamoci per quei pochi che non la conoscono. Esatto. Lei, l'assessore Ciano Coutinho, leader del movimento politico. Molto buio, fermo chiaro, perché sappiamo che in questo momento storico, politico, economico molto buio è senz'altro importante fare Ciao. Tra l'altro lei assessore onorario, 10 e mese, 11 mattina onorario. Come sveglio vado in comune, se no stavo anche a casa che ho molte robe da fare a mattina. Vabbè, diciamo che non si occupa solo di assessorato, per fortuna anche. Per fortuna. Lei assessore era qui naturalmente per fare un breve saluto introduttivo alle persone che stanno a casa, no? Salutarli. Un caro stare con le persone, lei perché è felice di essere qui, è bello questa iniziativa. Ho caro proprio celebrare la voglia celebrare, conoscendola non c'è granché di attività. Celebrare. Esatto. Io sono un inguaribile ottimista,
Ah, che bello. Oh, caro, mi ritengo una di quelle persone che ha sempre un piede verso il futuro, ma anche uno al presente e uno al passato. Quanti piedi ha? Come giostro, a seconda Comunque, grazie per aver trovato tempo per essere qui con noi in una giornata che, insomma, ricordiamolo, è la festa del papà, per cui bravissima. San Giuseppe, naturalmente facciamo gli auguri a tutti i papà, no? A tutti i papà. A tutti i papà che si chiamano Giuseppe. No, ma a tutti i papà in generale, no? In generale, Perché? no. Alle persone che si chiamano Giuseppe e a tutti i papà. Cioè, lei ha festeggiato, Sono dico, la festa del L'altro papà. dia era Santa Rita, così che ho fatto auguri a tutte le femmine, ho fatto gli auguri a Rita perché un cosa è San Giuseppe che No, mi ma fa è una questione diversa, cioè l'onomastico è una cosa, ma perché cosa spiegare queste robe? perché te che spieghi? Non ma che so, ne so, ma cioè, allora, assessore... Ciao a tutti, ecco. papà Giuseppe. Va bene, lei ha festeggiato nonostante si chiami Ciano? Poco ho festeggiato oggi perché ho anche uno smerdaio di cose da fare in comune. certo. Può usare anche dei termini più tecnici, grande quantità. E grande quantità, va bene. Sì, esatto. E mi ha nominato anche commissario straordinario all'emergenza Covid nel mio comune. Lei. Mi ha capito. Beh, Ricevo molto dei messaggi mia gente che rispondo uguale a tutti, che mando il link dei FAC del ministero che dico, così mi cioè, lei fa così, la gente cosa risponde? FAC, che vuol dire fanculo. Sì, lo sappiamo. In inglese tradotto. Per cui si chiama FAC, capisci? Fanno bene, io direi che fanno bene. Invece di rimandare rispondesse. Sono anche un po' stressato, ti dico la verità, Ecco. perché ho una situazione un po' pesante a casa come moglie, mi non so cosa che ha sto periodo. Si chiese a casa, Cioè? Cosa succede? non capisco, è sempre di lagnarsi. Abbiamo i 2 figli in dead in questo periodo. Dad, perché dead significa morte, tra l'altro. Appunto, stati a casa con 2 piccoli. Ma per piacere, Tanto no, lei no. è in giro, assessore, immagino. Sì, che mi sono in l'incombenza giro per non sia carità. E a casa nervosa non riesco a capire. cioè, A proprio casa. I 2 piccoli da stare drio. E adesso lavoro di smart working da fare. E si lamenta perché non riesci a fare a spesa, a fare le lavatrici, stare drio a sua mamma che sei anziana, fare i compiti con i putei, fare le faccende da casa, non Scusi, riesci a assessore, stirare. in tutto questo lei... Organizzati, dico, Maria Vergine. Ma non è organizzati Se giappa, commisse a giappa. A parte la visione ottocentesca su cui stenderemo il pietoso del rapporto moglie-marito, ma Noi ci dissociamo da questo. Mi cosa che faccio? Io porto fuori il secco intanto. Ma scusa, una volta a settimana. Dai, passa ogni 15 giorni da regalo. lavorone, assessore, come cioè un prezioso aiuto domestico. Bisogna che anche l'uomo metta la sua parte. Certo. In più mi ricevo sti messaggi dalle persone da casa. Caro, leggervene uno che Diretto, non sapevo così, neanche cosa rispondere. Una cittadina che ci scrive lo sta facendo in diretta. Senz'altro. Così magari decidiamo insieme cosa che le rispondiamo. Certo, io rispondo. Mi scrive: ciao Ciano Contin, sono una sua concittadina. Lavoro da casa in smart working. Working. Senz'altro. Mio marito è sempre via per lavoro. Abbiamo un bambino di 7 anni a casa in dead. Dad. Non possiamo portarlo dai... Sento, Adriano, annoiarmi. Ma è una problematica seria. Deve essere un discorso interessante, sono delle problematiche di un cittadino, Sì, assessore. il putello non posso portarlo dai nonni. Il putello cos'è? Putello? Bambino. Chi omani piccoli che va a scuola. Bambino, dica bambino, l'ha detto lui. Perché sono anziani, non posso portarlo dai nonni, non ce la sentiamo di rischiare. Pensavamo a una babysitter, ma noi, essendo lavoratori autonomi, forse non rientriamo nel prossimo decreto sostegno, non possiamo usufruire del bonus babysitter. Ma la gestione del bambino a casa durante l'orario di lavoro è impossibile. A me mi scrive che... Ma non legga, è lei che deve rispondere. Cosa possiamo fare? Dai, aiutami, cosa che scriviamo? Ma come così? Che dico che suo marito si licenzia e sta a casa con i piccoli. Ma che soluzione è? No, perché giusto magari ha anche al secco da portare. Lasci stare, assessore. Cioè, cosa vogliamo? Non lo so, cosa possiamo dire? Cioè, che dico che gli porta a memoiare, tanto sei tranquillo. Ma non è tranquilla, non è una soluzione, gli deve dare una risposta seria. Qua. Ecco. Scusa, hai sbagliato numero. Che risposta è? Senta, assessore Ciano Contin, facciamo così, vado con tranquillità a rispondere ai suoi concittadini e noi ci vediamo dopo. Va bene, volentieri. Grazie, assessore. Ciao persone, ciao, mi raccomando.
Ciao, Sì, Assessore. sì, Sogniamo. Ci vediamo più tardi. Ma te pare possibile? No, che non mi vabbè. pare possibile. Comunque, se avete bambini a casa in DAD, noi li salutiamo davvero tutti quanti. E se siete in grossa difficoltà, contattate la moglie dell'assessore Ciano Contini. Esatto, non su WhatsApp perché ci hanno comunicato appena adesso che WhatsApp è caduto in tutto il mondo, anche Instagram mi pare di aver capito. Mi pare di sì. E infatti noi siamo in diretta su Facebook, vedi preveggenti, vedi preveggenti. Allora attenzione perché volevamo dirvi una cosa, che questo programma Sì. ha un successo che dipende anche dai nostri media Cioè, ha partner. già successo il programma. Sì, certo, Vabbè. ma questo Dai lo scrivo- nostri, scusa, dipende? dai nostri media partner. Ma media partner? Media partner, che cos'è un media partner? spieghiamolo, Media perché magari- partner è un media partner come Non è una spiegazione media partner, è un media partner. Di cos'è? Cioè che fai degli esempi, no? tipo una televisione, Oh, una radio, no, buono. dei giornali che ci E seguono. quindi noi abbiamo dei media partner. perché- Certo, e noi non potevamo che scegliere la radio, essendo noi amanti della È radio. vero, è vero. Vi dirò di più, noi non abbiamo una radio No, non come ci media credo. partner, ma noi abbiamo la No. radio come media partner. Radio DJ. No, ho detto la radio. 105. Ehi, la radio. Belle Monella. Abbiamo Radio Piazzaferro. Andiamo ad ascoltare il nostro media partner, la radio di Mestre. Andiamo a spiare cosa sta succedendo in diretta. E questa era la bellissima Una lacrima sul diesel del nostro cantante maestrino Bobby Male accompagnato. Vi ricordo che è ancora aperto il sondaggio: meglio Bobby solo o Bobby Male accompagnato? Votate, votate, votate. Ma naturalmente salutiamo anche i nostri radioascoltatori. Un saluto speciale a Piero che ci scrive da Venezia. Venezia è quella città conosciuta in tutto il mondo per essere la costa di Mestre. E ci scrive anche il nostro fedele ascoltatore Tony De Agasera, che purtroppo mi dice però che è a casa malato di varicella. E allora Tony, stammi ben distante. Salutiamo anche il nostro sponsor e allora via con la pubblicità. Regalale un fiore, stupisci il tuo amore. Gesboccio, la fioreria di Mestre. More, te gore che è un fiore e ti piace? Gesboccio! Gesboccio, la fioreria di Mestre. E adesso ritorniamo in onda con la nuova canzone di Ciapa Qua, la cover band maestrina ufficiale dei Take That, che racconta un po' le vicissitudini della caduta del frontman Gary Barlow dal palco. Ecco che il titolo della canzone è Gary Barlow fu ferito ad una gamba. Gary Barlow che comanda i Ciapa Qua. Bene. Cioè, questo è il media partner che... Sì, vabbè. diciamo che noi continuiamo a seguire naturalmente Radio Piazzaferro nelle puntate successive, però per oggi secondo me basta così. Basta così. Basta così. Però attenzione Gaetano, perché è il momento del gioco in diretta. Avevamo promesso di starvi vicino in tutti i modi e di rendervi partecipi di questo senz'altro show. Come? Potete telefonare per partecipare al nostro gioco, che oggi è un gioco davvero speciale. Potete telefonare seguendo il numero che vedrete adesso qui in sovraimpressione. Ve lo dico io, Vai. 349 85 45 842. Cominciate a telefonare perché chi prende la linea giocherà in diretta con noi e ci sarà un premio ambito. Ci sarà un premio davvero molto ambito. Voi vedete che qui dietro c'è una parete. Questa parete noi la trasformeremo nella Hall of Fame. Traduciamo Hall of Fame perché non tutti conoscono il francese. Non è francese, diciamo che così è il posto in cui tutte le persone famose saranno in bella vista. E perché famose? Perché sono quelle che sono riuscite a vincere il gioco. Per cui quando voi, e se naturalmente voi riuscirete a vincere il nostro gioco, sarete immortalati in una fotografia e messi qui su questa grande parete, la Hall of Fame. Benissimo, Marco! quindi io Ma direi partiamo con... Marco! Scusami, c'è il nonno. Marco! Vieni qua, scusate un no, attimo. no. Nonno, vieni qua. Dove? Vieni qua. Non stiamo armi, te mi lasci in giro per il Scusate. mondo che non capisco, fammi sentare un momento. ma Eligio, ma- Così allora- devo fare qua, non sapevi che c'è sta là? Sì, Stiamo facendo uno show, senz'altro show. Ah, stiamo facendo uno show, il senz'altro show. Nonno, per cortesia, siediti. Però Marco, così no. Cioè, abbiamo appena Gaetano, iniziato. Gaetano Goa Badante che sei in telelavoro, in smart working. Come Cioè, fa? a badante sei in telelavoro. Sì. Come che ha fatto? Praticamente io dal computer mi dice cosa che devo fare. Cioè, sei un casino, Va anche bene. perché adesso sei in pausa, ho portato il computer al parco che e dai, con altri no. computer là che se guarda e parla. Vabbè, sei Eligio. ancora al parco? Sì, Eligio, esatto. salve, si ricorda di me, Eligio? Cosa hai detto il nome? Gaetano, sempre Gaetano. Cosa siete sì? Gaetano. Gaetano. Cos'è il nome? Gaetano. Ancora Gaetano. Ecco, vabbè, nonno, allora noi adesso stiamo per giocare Però, in diretta con i scusa, nostri ascoltatori. Scusa un secondo, Marco, abbi pazienza, però, Ah! che lui interrompe sempre, disturba. Cioè, Interrompeva e disturbava.
Quindi è cambiato. Il nonno è cambiato. Sicuro, me lo garantisci? Lo cambiamo mezz'ora fa. Sono bello e pulito. Esatto, allora, Va bene. nonno, però stai anche... Partia a guardare. No, lascila, nonno, Guardala. ascolti me, perché qui c'è, come vede davanti a noi, c'è un oggetto misterioso, perché farà parte del gioco che andremo a fare adesso con le persone. Il sacco dei squassi. Attenzione, Sì. perché noi abbiamo già un ascoltatore in linea. Esatto. Allora, io direi di andare a sentire chi abbiamo in linea. E poi di spiegare le regole di questo gioco. Chi sta telefonando? Chi c'è in Benissimo. linea? Pronto? Pronto? Sì? Ciao, Ciao, Ciao. ti sentiamo pochissimo, Sentiamo ma veramente ci pochissimo. sei. Quindi chiediamo ai nostri tecnici di alzare il Lorenzo volume se da Padova. possibile. Chi sei, scusami? Lorenzo da Padova. Ciao Lorenzo da Padova, benvenuto Lorenzo. in diretta con noi. Allora, la prima domanda che ci farai è: ma cosa go da giocare? Allora, te lo spieghiamo sì. finché sei in diretta con noi, Lorenzo. Lorenzo, noi come vedi qui c'è un oggetto misterioso, è un sacchetto nero. Sì, squassi, No, è un diciamo sacchetto robe, nero. chiamiamo e parlare Che così sia- io questo un computer, coso. lasci stare. Un sacco di squassi che hai messo. No, è un sacchetto Ah. nero, elegante, il nero smagrisce ed è elegante, Elegante. insomma il nero sta bene con Sacco tutto, di squassi, con un bel un gioco. fiocco, perché Ah, naturalmente allora va noi bene. questi giochi li volevamo fare anche ispirandoci a quelli che erano i giochi televisivi degli anni 90. Esatto, degli anni però 80. non volevamo copiarli. No, Una no. volta c'era il pacco misterioso con dentro un oggetto da indovinare. Oggi, Lorenzo, c'è il sacco misterioso. Ah, non volevi copiare? No, Mica cambiare una lettera, guarda fantasia che aveva. Vabbè, Pacco sacco è diverso. Andiamo a sentire però Lorenzo chi è. Chi sei, Lorenzo? E chi sono? Sono un Lorenzo? ragazzo, vivo qua. Sei Sì. scusa, cosa fai nella vita, Lorenzo? Studio, sono Studi? al liceo scientifico Ok. Quanti anni hai, Lorenzo? e 15. Ah, 15 anni. Sì, 15. 15, 50 ora. No, No, non credo, quindi sarà la sei- seconda. In prima. In prima, molto ok. bene. Bocciato deveria essere in Lascia 50. Sono in stare, dead. cosa stai a fare? Allora, Beh, Lorenzo, sei pronta per indovinare cosa c'è dentro il sacco misterioso? chiaramente Marco ti ha spiegato, ti ha già detto che dovrai indovinare il contenuto di questo sacco misterioso. Come potrai farlo? In 10 secondi, in un limite di 10 secondi, potrai fare un massimo di 3 domande alle quali noi potremmo semplicemente rispondere sì, no o conforme. Le 3 domande servono per indovinare cosa c'è nel pacco. Allora, Lorenzo, tu sai cosa significa in Veneto conforme? Conforme, più o meno. Allora, spieghiamo Lorenzo, te lo noi. spieghiamo noi. Conforme, fa un esempio, nonno. Hai caro mangiare coi o la pizza? E risposta se è conforme, cioè se sei inverno Sì, te conforme. mangi più i coeghi, d'estate non ti viene voglia di mangiare un Però coeghi. così non spiega cosa significa conforme, cioè capisce? Cioè, nel senso, conforme significa... Conforme? No, significa dipende. Dipende. Sì, no, A dipende. casa in garage hai piccate via, hai piccate via, attaccate, Attaccato. non so, le biciclette o i coeghini? Conforme, se sei Conforme. giovane magari hai le biciclette mica o i coeghini. Ho Esatto. capito, Hai va bene. capito, Lorenzo, cosa significa conforme? Ok, dipende. Bravissimo, dipende. Ti piace il contacchino? Che ne ho pochi piccacasa Basta, hanno. lascia stare. Conforme. Va bene, conforme, bravissimo. Conforme. Bravissimo. Senti Lorenzo, potresti essere il primissimo a finire sulla nostra Hall of Fame qui dietro, quindi attaccato al nostro muro con la tua foto, sarai contento, immagino che sei contento di questa possibilità, no? Sì, No, no. ho 3 domande, giusto? Bravo, tre Sì, domande. Hai tre domande. Allora io direi, iniziamo con i 10 secondi. Tu, Lorenzo, vai con le 3 domande. Via. Rispondi tu Marco. Allora, Se già è 8 qualcosa... secondi. È fatto di plastica? Conforme. Conforme. È più grande di 20 centimetri? Conforme. Non mi viene in mente domande. Conforme. È qualcosa da mangiare? No. No. Lorenzo, basta, abbiamo finito il tempo, sono passati 29.203 secondi. Purtroppo non hai più tempo per le domande, buttati, che cosa potrebbe essere? Un coeghino forse? No. Oddio, Vorrei un vaso? Cosa può essere? Prova Lorenzo, di una cosa che ti viene in mente.
Un vaso. no. Un vaso. No, ci dispiace, come senti dal suono in sottofondo. Per piacere! Non abbiamo. Ok, grazie Lorenzo per aver giocato con noi. Andiamo noi con la prossima Ciao telefonata. Prego. Lorenzo, in bocca al Ciao. lupo alla maturità! Che Grazie maturità, mille. aspetta, manca un po' di anni. Allora noi andiamo avanti, intanto possiamo riassumere gli indizi. Abbiamo non si detto mangia, non si mangia, questo no. è più grande di 20 cm, conforme, è di plastica, conforme. Conforme. Abbiamo un'altra telefonata, abbiamo già un'altra telefonata, sì o no? Ok, non c'è, abbiamo dei problemi con l'audio e quindi nonno, te piacerebbe l'idea di vincere un premio e di essere con la tua foto appeso qui alla parete? Cosa tanti amici che si attaccassero una parete con una foto. Personalmente cavaria piacere anche da evitare piuttosto se posso. Non è in quel senso là, nel senso qua è No. la persona che vince un gioco e ha la possibilità di essere, perché- di essere qui con noi. Allora, Quindi finché- non dai nessun premio, solo piccarlo via sul muro. assolutamente no. cioè- Allora, Allora finito il budget, Non ok? finito il No, non è che abbiamo finito il budget, è che comunque, insomma, ma perché che premio potevamo dare, scusi? allora io Come direi lì, per esempio. Come chi? Va bene, va che bene. noi sistemiamo le linee telefoniche, direi di però andare avanti con la trasmissione e quindi avviso la regia perché in questi mesi di pandemia Certo. ci sono molte coppie che si trovano a dover vivere insieme a una persona e- che non conoscevano, e que- chi il si- proprio partner. Ma come? E- Sì, perché pare che quindi questa pandemia abbia messo veramente a dura prova alcune coppie, anche tra le più consolidate. Noi abbiamo ha avuto l'opportunità di entrare all'interno di uno studio di uno psicoterapeuta seguendo una delle coppie che conosciamo molto molto bene. Loro Pensate sono- che questa coppia era già in crisi da prima, Gaetano, Questo diciamo. parecchio. Però stanno facendo terapia, allora andiamo a scoprire che cosa ci diranno Duilio e Ines Scantamburlo. Vai, regia. Cari Duilio e Ines, voglio porvi un quesito. Quesito seria una domanda. Si può amare solo chi si dice di amare o finanche chi non s'ama è meritevole del nostro amore? E qua non ho più capito, senti? No. Però stai attento Marzullo, allora è incomprensibile quello che dice, cioè se io volevo fare gli anagrammi cifrati mi compravo la settimana enigmistica spendendo 2 euro, non è che davo 200 euro a lei per non capire niente. Certo, va bene, semplifichiamo, Sì, vediamo un po' come grazie. posso semplificare. Si può amare anche chi non si ama? Ecco, le va bene così? Magari amare chi non si ama. Siamo tutti bravi a amare chi che ci ama, ma chi che non ci ama non siamo bravi a amarli, anzi li mandiamo in mona. Fai un esempio per farci capire. Esempio, se sei in mezzo al traffico con la macchina, no? Sì. E hai pressa e davanti c'è un'anziana che va piano e tira lenta e blocca il traffico. La insulti, sono i clacson, ti mandi in mona, la offendi? Ma se quella anziana fosse mia mamma, io non me la sentirei di offenderla, di metterle ansia pressa, anzi la aiuterei, trasferirei il mio amore impissando le 4 frecce, scortandola fino a dove deve arrivare, ma di sicuro non la insulto. È d'accordo, Duilio. No, beh, mio onestamente se adesso mamma mando in mona sicuramente la insulto anche se non blocca il traffico, basta che si sia sentata in cucina anche a muta. Ecco, vedi? E sai la differenza fra te e un cancro? No. Neanche a me. Comunque questo, tra l'altro, è anche un desiderio sessuale represso nei confronti di sua suocera. È abbastanza evidente. Il desiderio sessuale. Sì. Cosa Cioè, sei? dico che lei ha un desiderio sessuale represso nei confronti di sua suocera. Non te vergogni mica, schifoso, ti come mamma, solo Sì. pensarle che robe là, non ti neanche da pensare di come mamma. Dottore, ho problemi qua, figlia, si immagina qua, mamma. no, tu sei sicuro? Cerco di riformulare, diciamo che quella donna, sua suocera, aumenta la sua potenza sessuale. Per carità. Ah, beh, l'aumenta e come ogni volta che parla, mi fa Don Maroni così. Ecco, vedi. Beh, per fortuna, beh, sì, ora per questo, mia mamma che aumenta tutti a potenza Per sessuale. carità, voi scherzate anche, ma sappiate che oggi tra i giovani, come dire, serpeggia la tendenza di accasarsi o di blandire una donna più anziana, ecco, succede. Sai che hai detto adesso? Che i giovani vuoi andare con le femmine più vecchie? Ecco, sì. Ma scusa, ma io ogni volta che parla da usare metà vocabolario da 3 cani, un cane e mezzo ogni volta? No, non può essere più semplice. Allora, cerco diciamo, le faccio un esempio più concreto. Allora, c'è una coetanea sua, Ines, una mia amica, che si è invaghita di un ragazzo di 30 anni più giovane di lei. Sì, ha ceduto alle sue avance, chiaro. Lei andrebbe con un uomo più giovane di lei di 30 anni?
mi si che andaria. Se qui ho pisone 30 anni che rondaria quella. Coppate! Ho capito, ma mi piace. Siamo in diretta, E no, ora no. Taso, va bene, io si goda stare zitto, Taso, botta. Ok, boh, ok. È che mi viene da ciacoare, Sì, però adesso fin durante il video potevamo parlare, ma io volevo stare attento a quello che dicevano Duilio e Ines. Però lei non parli, no, c'è lei. E ora tu non Taso, parlare. Taso, basta, Tasi, ok. Taso. Tasi. Ho tolto anche i pastiglie in farmacia patasire. Ma magari esistesse perché te daria subito. Esiste pastiglie patasire. Cosa sei? Si chiama biocche tasi. Si chiamaria bisogna che te tasi. Si chiama solo biocche tasi. Per cui ho scritto compressa. Ma cosa si devo dire? Biocche tasi. Abbiamo un'altra telefonata finalmente per poter ripartire con il nostro gioco, ma prima io vi chiederei di partire con la sigla del gioco, perché ti porta un po' di fortuna. Vai con la sigla! Ma cosa siete ridicoli, views? No. Ma cosa siete Avevamo ridicoli? una sigla bellissima, Drindri col Viewers, e le Bisognava proprio mandarla. le pareva brutta non mandarla, per cui. Poi, Quindi siamo ritornati con il nostro gioco, il numero che dovete chiamare per prenotarvi lo avete visto poco fa in sovraimpressione, continuerà a tornare di tanto in tanto, ma noi dovremmo avere già una telefonata in linea. Chi c'è? Pronto? Pronto? Chi sei? Ciao! Ciao ragazzi. Ciao. Come ti chiami? Patrizia. Patrizia, ha una voce femminile, Patrizia. Cioè sarà... il nome Patrizia. Ah, sì, scusa, Patrizia, no, perché non ti ho mai vista. Come stai, Patrizia? Bene, grazie. Cosa stai facendo di bello in questo momento? Non vedevo l'ora di collegarmi con voi perché avevo un promemoria. Carissima. Patrizia, da dove ci chiami? Siamo da Rubano. Da Rubano, Da quindi Rubano. siamo in provincia di Padova. Conosciamo Rubano, nonno? Rubano, sì, praticamente dico Terì e ora. Rubano. Con te si sa quello te giri a destra, con te si Paolo te vai dritto, si mestrinta torni in drio. Rubano. Rubano, va Posso bene, dire una Rubano. cosa, nonno? Se sei a Saccolongo, in che via sei? Scappacchio, via Scappacchio. Per piacere, nonno, lascia stare. Patrizia, tu hai seguito la prima parte del gioco, Lorenzo è stato poverino anche il primo a telefonare, per cui ha Oh, la dovuto bestia. in qualche modo cercare di indovinare cosa c'è nel sacco misterioso. Tu hai già 3 indizi che adesso andiamo a vedere in sovraimpressione. Dentro a questo sacco misterioso c'è un qualcosa che non si mangia, è più grande di 20 centimetri. Conforme. È di plastica. Conforme. Puoi fare 3 domande in un massimo di 10 secondi e poi provare a indovinare. Vai, È fragile. Conforme. conforme. È pesante. No. Non molto. No. Però conforme. Però tendenzialmente no. Però a volte conforme. Ma è una cazzo di indizio. O conforme. Si usa in casa. Sì? Sì. Sì. Vai Patrizia, buttati. Dove? Boh. Guarda. Si usa in Patrizia. casa. Lo scoglio insalata. Uno scola insalata. Bara, posso dire? No, non è lo scola insalata, però mi è piaciuta la tua idea. Non è. Casomai compra le buste pronte se Ma no, se non che sei scoinsata. Grazie Patrizia per aver giocato con noi. Noi se Grazie volete a voi. prenotarvi, il numero è sempre quello, per cui... Patrizia, Esatto. vuoi fare un saluto a Marco e Pippo? Ma siamo noi, Marco e Pippo. Ah, Vabbè. Ma penso che Patrizia abbia messo Ah, giù. ha messo Noi giù. andiamo Ha messo avanti, giù. ricordo che potete chiamare il 349 8545 842. È sul telefono. No, No, non deve telefonare lei, non deve telefonare. No, devono telefonare da casa, lasciamo la priorità alle persone che ci chiamano da casa. Sì, d'accordo? Esatto. Noi in qualche momento la telefonata arriverà. Tu nonno dopo, mi raccomando, te porto de A perché Sì. sta per tornare la badante dal parco. Ah, sì. Hanno riportato il computer. Finalmente. Ricordiamo che noi abbiamo la badante in smart working. Andiamo con la prossima telefonata. Vai, chi abbiamo in linea? Pronto? Ah, buongiorno, buonasera. Ciao, buongiorno, buonasera Franca, ben svegliati, siamo a posto.
Come ti chiami? Sono a Valle, nonno Eligio, non mi riconosci? A Valle! Ma è una Sono tua... Valentina! Valle sì, ti riconosco, ma non sto a dire che robe che che sono 3.000 persone collegate. Comunque, grazie ancora. No, Vale, Ma no. lascia no questi occhiolini, vabbè, Da Vale. dove chiami, Vale? Da Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Certo, Bello, conosciamo bello, bene bello, Montecchio bel posto. Maggiore, è in provincia di Vicenza. Da Ma l'hai Mestri, già detto lei, cioè non è che devi dare delle informazioni. quando sia rubante va più dritto. Per piacere, Esatto, ma io non esatto, riesco a gestire una telefonata Allora, Vale, hai detto che chiami da Montecchio Vicentino, hai letto, Montecchio Maggiore, hai letto quelli che sono gli indizi, che in realtà sono degli indizi, la maggior parte se conforme, che indizi sei, Esatto. cioè insomma è molto... Tu Esatto. hai già un'idea di cosa potrebbe esserci dentro il sacco misterioso? Un'idea no, però ho pronte le 3 domande. Bravissima, vai con le 3 domande, via qui 10 secondi, vai. Allora, è qualcosa che vibra? No. In che stanza della casa si usa? La risposte possono essere sì, no, conforme. Prova a Ok, si buttarti usa in una stanza. bagno? No. 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 Di solito no, dopo dipende dal bagno, però di solito no. Gaetano lo usa? Gaetano lo usa? Sì. Beh, sì. Mi credo di aver capito la tua idea. Sul vibra si usa il bagno e Gaetano Per lo usa. piacere. Ed è Ma più cos'è? grande di 20 centimetri. Vale, te mando adesso o più tardi. Scusa Vale, cioè, ci autocensuriamo, vi chiediamo scusa, è un'idea di nonno Eligio naturalmente, io faccio solo la portavoce. Dici Vale, che cosa potrebbe essere? Adesso sarei curioso di vedere cioè, che oggetto hai pensato, vai. No, è una cosa più semplice ancora. La macchinetta del caffè. Ah, Devo no. dirti di no, No. però mi piace l'idea che potrebbe usarsi in bagno la macchinetta del caffè. No, però Però a indovinare, ma magari Scusate. lei voleva andare a escludere le stanze in cui non si usa, cioè, Esatto, però corretto. magari io Esatto. voglio dire una cosa, però Vale te me dà un'idea, perché io non so voi, però quando bevo un caffè, dopo vado in bagno. Dopo vai in bagno. Esatto, quindi potremmo Averla già là. Esatto, macchinetta del caffè. Però Vale. Grazie cioè, Vale, però intanto ti salutiamo così se qualcun altro vuole prenotarsi al telefono. Grandiosi Ciao, come Poglietti, sempre. Vale. Buona serata. Ciao Vale. Ciao, Ale, bellissimo. un bacione, un bacione. Beh, comunque avevamo detto non si mangia, ci poteva stare con la macchinetta del caffè, è più grande di 20 centimetri, conforme Beh, la allora- macchina del caffè più piccola dei 20 centimetri. Possiamo dare un Difficile. aiuto però? Diamo un aiuto. Un aiuto. Diamo un aiuto signori. perché altrimenti non ne usciamo. Il primo aiuto è, vai Marco. No, il primo aiuto dove sei io soprattutto? Non lo so, infatti ho detto vai Ecco. Marco, Allora, perché non sapevo dove c'era. Era qua da qualche parte il primo Ricorda, aiuto, nonno, il l'oggetto primo aiuto. Ti misterioso. ricordi tuo nonno il primo aiuto? Come dimenticarlo? guarda, Deve forse essere- c'è qua. Forse c'è qua. Il primo Ce aiuto. l'abbiamo. Che c'è qua Nel frattempo sotto? scriviamo il primo aiuto. Il primo aiuto Cioè, è qua sotto- questo. eccolo qua, perfetto. Allora, Eccolo il primo qua. aiuto è: se ne hai uno vecchio, non è più aggiornato. E come? No, ma che se ne Quindi, hai uno vecchio, se meglio. aiuto, se ne hai uno vecchio non è più aggiornato. Chi abbiamo in linea? Sono Stefano, da Venezia. Ciao Stefano, regia se potete alzarci la telefonata per cortesia. Stefano, dove ci chiami? Da Venezia, Conan Oh. per la produzione. Aspetta, ma Venezia o provincia? Conan, Ah, da Ah, Cona, Cona, da Cona, conosciamo Cona. bene, io conosco uno di Cona, il Barbaro. bene. Sapevo, guarda. Conan il barbaro, ho sentito ancora. Cioè, guarda, questa è sì, una sì. delle più. Ma allora, scusaci tanto. Stefano. Scusa Stefano, ma... Stefano, dici un po'. Ma aspetta, Cona o Conetta? Conan. Cona, Perché- ha detto Cona perché c'è uno maestro o mestrino. Cona, I allora. paesi che là intorno a Cona, che i due paesi mi preferiti proprio del Veneto, che hai i due nomi più bei secondo me. cioè. Cantalana e Guai Pegoiote. dei. Quanto bello sai dire Cantalana e Pegoiote. Esatto, Senti esatto. Stefano, non so se hai parenti o amici a Catarao, Pegolotte, però comunque sei qui per giocare con noi, hai visto quali sono gli indizi. Ce n'è uno in particolare che ti abbiamo detto che non risponde alla domanda sì no conforme, è proprio un sì, cioè che se ne hai uno vecchio non è più aggiornato. Ok. Ora Stefano, hai le 3 domande a disposizione in un massimo di 10 secondi. vai con le domande. Si collega in internet. No, non si collega in internet. Può essere usato anche per lavoro. Può essere usato anche per lavoro? Sì, sì. sì.
Posso dirti un aiuto? Se sei un insegnante, anche sì. Bravo. Se sei un insegnante, anche sì. Ultima? Ultima, deve essere aggiornato a Windows 10. No. No. Buttati, Stefano. Dove? Un computer. No, non è un computer. Niente da fare. Grazie Stefano per aver giocato con noi. Sta attento all'autovelox che c'è davanti a Chiesa del Pegoiote, che ho capito la multa l'anno scorso. Esatto. Che passo sempre davanti, ma io frego sempre. Ecco, bravo. Attento. Basta rispettare i limiti di velocità come fai tu Stefano, come fa nonno Eligio. Sì. Ma ti nonno Eligio che ha ancora la patente? Rinnovo ogni anno la patente, io una cosa tecnica, no? Come non le vedo? Vago il giorno prima in scuola guida, passo le foto al tabellone, mi imparo a memoria, il giorno dopo torno e sono tutte anche qui piccinine così. Questa è una roba becera. Beh, io direi Gaetano che io accompagno fuori nonno Eligio. Tu se vuoi salutare i nostri amici su Facebook, noi salutiamo nonno Eligio intanto. Dai, che ora che mi hai facciamo fatto? così, guarda, leggi tu i messaggi dei nostri amici su Facebook e io accompagno fuori il nonno. Sicuro? Sì, lo accompagno io, dai, mi faccio questa cosa perché così almeno mi faccio perdonare del fatto che ogni tanto io e lei ci cagniamo violentemente, anche perché se 7:35 ad arrivare a Hanglung, casa mia, che chi è l'Hanglung? è a Tosa cinese, mi fa i massaggi. È a Tosa cinese che fa i massaggi? Fai i massaggi orientali. Hai capito? Fai i massaggi orientali, nonno. Orientali tu che dico mi dai nonno, per favore. Accompagno fuori, dai, Via, per favore. Allora, noi vedete che siamo rigorosamente in diretta a Facebook, per cui vi salutiamo. Vediamo chi ci sta scrivendo in questo momento. Andiate con calma perché siamo social, ma siamo anche persone di una certa età. Quindi vediamo chi ci sta scrivendo Gaetano in questo momento, perché non si aggiorna i commenti. Esatto. Eccoli qua. Che sagome ci scrive la Fanny o la Fanny? Chissà se siamo Fanny o Fanny. Troppo forti. Esatto, siete grandi, un saluto al gruppo. Guarda, c'è qualcuno che ha provato a dire alcuni oggetti che potrebbero esserci qui dentro, tipo il giornale. Il giornale, non non è è il male. giornale. Però il giornale è vero che se è vecchio e non è aggiornato. La Silvia ci scrive un saluto alle dee, quindi noi salutiamo le che dee. Ciao dee, ci piacerebbe sapere chi siete, scrivetecelo. Ecco, ci piacerebbe avere una vostra foto. Se No, siete dai, per se favore, sono non delle sta a fare. giusto perché saperlo. Gome Morosa che non parla dietro e se lamenta che ho udito rento perché si dice che so grezzo e che vengo dai campi. Poi la guarire o sia grave. Allora, caro Giovanni, se la tua ragazza non parla in dialetto, può guarire, ci sono dei pratici corsi, basta che segua qualche video nostro, secondo me un po' a volta impara. Ciao Giovanni. Allora, Gaetano, a che punto siamo arrivati in questo momento? Siamo arrivati guardate, questa è la nostra scaletta. Se c'è un'altra telefonata in linea, sì, vai, passiamo con un'altra telefonata, giochiamo un altro pochettino, un altro gioco. Non so se nel frattempo ci vuole raggiungere... Ma Pippo che fine ha fatto? Ma non so, ma Pippo ogni tanto va, ogni tanto viene, non lo so. Comunque secondo me, Gaetano, abbiamo questo momento qui, in questo momento che noi abbiamo in scaletta. Giusto, perché se questa trasmissione, questa diretta è in qualche modo possibile, è possibile anche grazie al supporto di alcuni sponsor. Per cui diamo un breve spazio a un mini spot. Regia, a noi piace così. La carne di Sorada, macinata grossa, pressata direttamente su piastra. È la nostra ricetta, il pane rigorosamente artigianale. Ombra della Piazza Burger, piacerà anche a te. Leggere attentamente il menù prima di ordinare. Il prodotto può dare dipendenza. In caso di sintomi, ordinare subito un altro. Bene, grazie al nostro sponsor che è anche la persona che ci ospita questa sera, la realtà che ci ospita, che noi amiamo particolarmente. Abbiamo ancora, mi mandate un'altra volta la sigletta, mi piace tanto delle telefonate che guarda, scusa, è un'opera d'arte, guarda che roba, i nostri grafici hanno lavorato. Perché? Drink col Viewster, quindi chi abbiamo in linea? Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sentiamo molto basso. Chiediamo di alzare perché io non sento assolutamente niente. Vai. Pronto, buonasera. Buonasera. Daniela. Chi sei? Daniela. Daniela, da dove chiami Daniela? Da Vicenza. Da Vicenza. Da Vicenza, precisamente da Castiniero. Da Castaniero, certo, bello. Castaniero, quindi siamo nella Riviera Berica, giusto? Esattamente, paese delle ciliegie, dell'uva, del vino e dell'olio. Benissimo. E poi ci sono anche famose arrampicate lì vicino, correggimi se sbaglio.
Esatto, Sai un sacco di Lumignano. cose sul So territorio, un sacco ma di che cose bravo, sul territorio, Marco. ma soprattutto vi assicuro che non vago a arrampicare. Infatti mi suonava strano, onestamente, Marco rampegava su un muro. Lo dico anche alle guardie forestali. Molto bene, molto bene. Comunque, sei qui per partecipare al nostro gioco, il sacco misterioso. Qui dentro hai visto un po' quelli che sono gli indizi che sono arrivati fino adesso. Tra poco te li rimandiamo, vediamo un po'. Te li rimandiamo. Tu hai già un'idea di cosa potrebbe esserci qui dentro o vuoi farci le 3 domande? La butto là. Ah, senza domande? domande? Fai anche le 3 domande. No, perché dai, possono fai le essere domande utili. perché se non indovini magari qualcuno potrebbe avere bisogno. Dici. Ok. Quindi, non si usa in bagno, avete detto che non si usa in bagno. No. Però può essere un robot che si usa un robot un po' in tutta la può casa. essere un robot? No. Però questa è già è una domande queste un po' trabocchetto, perché intanto te ne hai già fatte do. Però non è un robot, diciamo che non è un robot. Può rilevare qualcosa tipo wireless? No, non può rilevare qualcosa, diciamo che non è un dispositivo elettronico, vi aiutiamo. Guarda, posso dirti una cosa, ti diamo anche il secondo indizio, così ti diamo proprio un aiuto proprio, visto che ti sei da Castaniero, cioè secondo me chi abita a Castaniero ha bisogno di un aiuto perché il posto è splendido. Allora, senti questa. Grazie. Attenzione perché è un indizio trabocchetto, ve lo diciamo. Ma per quale motivo trabocchetto? Puoi sempre vedere in che stato è. Bella. In che stato è tipo la salute? Non ho capito la domanda, per cui ti dico no. Però direi che adesso basta con le domande, ti devi buttare. Allora. Che cosa è? La bilancia. No, non è la bilancia, era bella, però era si bella. usa in bagno, in realtà la bilancia il più delle volte è in bagno, poteva essere una bilancia, ma purtroppo no, ci dispiace perché davvero. ti dico perché Niente, grazie grazie per aver lo giocato stesso. con me. Grazie Ciao, a voi, grazie. grazie. Un abbraccione, ciao. Ciao. Allora, vediamo intanto se qualcuno altro si vuole prenotare. Ti spiego anche perché la bilancia è in bagno, Gaetano. Perché le persone, perché si pesano in bagno? Per quale motivo? Perché prima scaricano peso non è che e dopo si pesa. Perché questo è il tuo motivo. In realtà uno magari va a farsi una doccia e finita la doccia è completamente nudo per pesarsi. Questo io so abitualmente completamente nudo per casa. Però io non so se... Ma possiamo fare che... Cioè, posso fare una cosa visto che lo vedo girare qui in zona? Ma possiamo chiamare qui per rispondere magari a una telefonata anche il nostro ospite? Assessore, vuole venire qui con noi? Scusi se mi permetto di ciao ragazzi, l'abbiamo già fatto prima. Assessore, ci hanno continto in diretta con noi. Non so se ha seguito che stiamo facendo il sacco misterioso. Sì, scoassa misteriosa. No, è scoassa misteriosa. Lo riconosco perché c'è il secco che di solito porto che i 15 giorni. Lasci stare. Assessore, abbiamo una telefonata. Vai drin col viewster per chi? Posso cavare? Pronto? Pronto? Sì. Mi sentite? Senz'altro. Ti sentiamo però per sentirti devi parlare. Chi sei? Ok, io sono Luca Camelan. Luca, molto bene. Vuoi dirci anche il codice fiscale o va benissimo? Luca, da dove? Da Corte di Piave di Sacco. Esatto che puoi fare la macchina, non ne puoi neanche sono. Corte di Piave di Sacco dove noi abbiamo fatto... Però mi piace molto anche Cantarana e Pegorope. Esatto. Certo. C'è da dire che comunque abbiamo avuto fino adesso delle telefonate un po' da diverse province, Venezia, allora, Padova, Corte di Vicenza, Piave di Sacco noi la conosciamo perché abbiamo fatto degli spettacoli. Anzi, sì, ricordo che una volta... io sono venuto a vedervi. Ma ti sto venuto a vederle quando l'abbiamo fatto o quando è saltato? Perché mi ricordo un bellissimo... No, sono venuto a vedervi quando l'avete fatto alla Magnolia. Ah, benissimo. Molto Salutiamo gli amici della Magnolia, cooperativa sociale Salutiamo che ci ha tutti. ospitato. Grazie per l'ospitalità. Salutiamo naturalmente tutti gli abitanti di Corte e il paese dopo che si chiama Lunghe. Certo, non è lui. Però vabbè, assessore, ma anche lei ma ci metta un minimo di professionalità. Lei, voglio dire, è un rappresentante politico, cioè dovrebbe essere un minimo sopra. Vabbè, io direi che sia Ciano continua a gestire questa telefonata con il nostro amico di Corte. Allora, amico di Corte che il nome è Luca. Senz'altro, signorina Gruber. Sei informato, vedo. Attento Luca, allora hai capito come funziona il gioco? Fondamentalmente... Sì, però io avrei voglia di stupirvi e rispondere senza gli indizi. Vai fenomeno, voglio vedere, vai. Allora, secondo me è un Atlante. Attenzione,
è un Atlante, devi specificare. Adesso ti abbiamo dato un grande. È un Atlante, Gaetano. Cioè, non sì, è però un Atlante. non è un Atlante. Non è un Atlante. Non è un Atlante. Però aspetta, se la tua domanda è un Atlante, la risposta è no. Hai No, però altre due scusa, non domande? può dire, dai, Nemo, non Ragazzi, può. fermi. Allora, no. Col potere conferitomi dallo Stato italiano, io do la possibilità a Luca di corte di cacciare un'altra risposta. Che se sei furbo, il visto la nostra reazione. Dai, Luca, dai, No, caccia. sta in bagno perché sennò qua la televisione mi intriga. Te lo giuro. Vabbè, Luca, ci piace immaginarti così, mezzo nudo sul water a rispondere a noi. No. Non è un Atlante, ma che cos'è, Luca? È una cartina geografica. No, mi dispiace. Luca, hai buttato via una chance. Luca. Hai fatto bene perché è stato veramente arrogante, ma quell'arrogante bello che mi piace del provare senza gli indizi, però purtroppo non hai azzeccato. Noi ti salutiamo, buona serata Luca. Ciao Luca. Ciao. Allora Io direi che a questo punto, se volete, facciamo l'ultima telefonata che della potrebbe serata. essere la prima Però se persona a finire nella Hall of Fame. Se questo o questa persona non indovina dopo gli indizi che ci ha dato Luca da corte, secondo me chi abbiamo in linea, dai. Beh, quindi è un Atlante, la risposta è sì. Sì. Non è una cartina geografica. È una cartina. Allora, chi abbiamo in linea? Pronto? Sì? Sì, ciao, sono Martina. Ciao Martina! Ciao. Da dove Martina? Santa Giustina in Colle, provincia di Padova. Certo, conosciamo bene Santa Giustina in Colle. Sia rubante, ciappi a strada che va su verso il Liminat, tagli sopra. Cosa c'è prima di Santa Giustina in Colle? E Santa Giustina in monte, Santa Giustina in pianura, e in mare. Sì, va bene. Dici un po'. Allora, aspetta, ricordami il nome che non mi ricordo più. Martina. Senti Martina, giusto perché ormai secondo me siamo a un passo dalla Posso definizione. chiedere quanti anni hai Martina, che non riesco a definire la tua età? 43. 40. Si domanda l'età a una signora. Vabbè, ma mica vedo. Come 43 anni No, è ma sono giovanissima, per cui puoi chiedere. Lo dice a me che ne ho 46, per cui è giustissimo. Hai una voce che a cui avrei dato, non so, un 25 anni, Martina. Ascolta, hai cucinato? Grazie, è solo la voce però. Ah, ecco. Hai cucinato stasera, Martina? Sì, risottino con gli asparagi. Se puoi tenerlo là, non mi piace gli asparagi. Andiamo avanti col giugo. Noi se facevamo il pasticcio andavo fin là, che caso mai. Ma non si può muovere. Senti Martina, senti un po', allora riepiloghiamo. Abbiamo detto che non si mangia, che è più grande di 20 cm, conforme, di plastica, conforme, è fragile, conforme, pesante, conforme. Cioè, si usa in bagno? No. Chi ha scritto sì? Non si usa in bagno, si usa in casa, sì. Non vibra, Gaetano lo usa, sì. Se ne hai uno vecchio non è più aggiornato, non si collega a internet perché non è un robot, non è un dispositivo elettronico. Può essere usato per lavoro. Abbiamo anche detto, se sei un insegnante, per esempio, non deve essere aggiornato a Windows 10. Puoi sempre vedere in che stato è. È un Atlante, ma non è una cartina geografica. Posso fare una domanda? Puoi fare 3 domande, 10 secondi. Ok. Vai. Allora la prima è gira? Sì. Si può illuminare a volte? Sì, conforme, sì. Ok, allora ti do la risposta. Vai. Ti do con Mappamondo. Mappamondo! Andiamo a vedere se è vero. Aspetta che magari uno si rivaga messo dentro il secco, magari nel frattempo capiamo. Io non vi vedo, Non potremmo fare un'apertura del pacco decente? Martina, guarda cosa c'è qua dentro. Noi naturalmente non vedo. dobbiamo ringraziare Aspetta che Luca da guardo. corte, ma guarda cosa c'è qua. Mi dia una mano, assessore, per piacere, perché qua con tutti i tecnici che avevamo aveva verso il sacco così. Ma guarda che vabbè, eccolo qua, il mappamondo, qua vedete che grande 20 centimetri. Martina, non è stato facile. Tu di diritto dalla prossima puntata di Senz'altro Show sarai appesa qui come prima nostra vincitrice dell'indizio misterioso. Non tu personalmente appesa naturalmente, ma potrai inviarci una foto, la foto che più preferisci, e noi quella foto la useremo per inserirla come il primo vincitore della nostra Hall of Fame. Dopo se te senti in imbarazzo ti puoi mandare a foto del cane, del gatto, per esempio. Ma perché? Una ragazza che si definisce giovane, con una voce così squillante, merita una foto appesa come nostra prima vincitrice. Grazie per aver Posso giocato chiedere con noi. solo una cosa all'assessore? Certo.
Cosa sai che vuol dire communion bread che non lo capisco mai? Vai, cosa significa? E ora dirlo così sei un po' tanto esplicito. Io metto dentro il prossimo discorso, stai in linea che così io dicevo. Va bene. Ciao Martina. Va bene, Ciao, la foto Martina, un devo bacione. mandarla a questo numero. Così Sì, dopo ti chiamiamo noi, Martina. chiamiamo noi, non ti Ok, preoccupare. perfetto. Grazie per aver giocato con noi. Grazie, ciao ciao. Per Ciao, stasera Martina. le Ciao. telefonate finiscono qua. Sì. Grazie per aver giocato con noi, È siete stato veramente bello. tantissimi. Cioè, pensate che noi a un certo punto avevamo detto, ma indovineranno il primo gioco? Ma chissà. Ma a un certo punto ci è venuto il panico che abbiamo fatto 3 oggetti, 3 sacchetti. Però è vero che non è facilissimo e che i nostri ascoltatori sono persone intelligentissime. Ma Perché- Luca ha dato un grosso aiuto. Luca è Bravo stato- Luca, bravo Luca. hai aiutato Martina. Bravo. Assessore, torniamo però a noi. Senz'altro. Allora, Vuoi leggere qualche altro commento nel frattempo che l'assessore ci dice cosa ne ha pensato guarda, di questa trasmissione? ti Le è dico la piaciuta? verità. Eh. Sono stato qua tutto il tempo, no? Sì. Io pensavo di andare via, di andarmi a fare un giro, invece sono stato qua tutto il tempo perché Bello. mi sono sentito qua sul serio accolto. Scusa Assessore, perché Leonardo ci scrive: ma del carro armato che Gasparà su Epitte, cosa ne pensate voi altri? Non Guardi, so se ha visto, senz'altro. diciamo per chi non ha seguito, c'è stato un carro armato che vicino a Pordenone, mi sembra, ha sbagliato mira, è andato a colpire un allevamento di galline Esatto. Epitte. E Come dice- sempre che hai sentito il rumore che dice, senti l'allevamento, cosa gaio? E tu capisci? Cosa gaio? Cosa gaio? Nel vabbè, senso che, vabbè, che il gaio seria... Sì, ma non la deve spiegare, assessore. Ma perché le spiega le battute del fan? Io non capisco perché le spiega. Perché di solito Marco ride, titte, ma guardi questa faccia un fiata mona, non capisco mai ste gherini e battute. Assessore, però lei è qui, sappiamo, per un appello, mi pare di capire. Sì, prima del cappello volevo anche... Appello, non cappello, appello. Senz'altro. Volevo anche ringraziarvi di cuore per avermi accolto in, in questo locale, all'ombra della Piazza Burghe, perché io di solito tutto il giorno della mia vita sono in giro per lavoro. sono lo so, sempre in immagino. giro. Ma Anche noi, spesso in giro per lavoro, e in periodo come questo è anche difficile. è una cosa grammatica, è una cosa grammatica. No, guardi, di grammatica nel suo ragionamento non c'è granché. Esatto. Drammatica che comunque. Quando arriva un botto, tu sei là che ti guardi intorno, è tutto sarato, non sai mai dove andare. Sì, quei ristoranti chiusi, i bar che chiusi. vanno, insomma, Certo, capito. c'è molto È un asporto, problema. però per fortuna, no, Assessore? Sì, ma Quindi per si carità. riesce comunque a mangiare. Chi c'è che ha detto niente? Non c'è mica mangiare il mio problema. Il mio problema è andare in cesso, non che ne stia. Cosa dice? Perché tutto sarà, gente, non sappi dove andare in bagno. Ma non è questo, ma me le pare Una volta così. ti andai dentro, mi dia un caffè, dopo no, ti aspettando, non ti sai mai quando devo mandare. Scusi il bagno, e il barista che già capito, no? Esatto, Fa un caffè intanto Intanto vado in bagno. il barista Per piacere, aspetta. Assessore, E ora possiamo... bello qua che ho trovato un bel bagno. Scusa, Assessore, grazie. posso dire, tra l'altro il barista, se sei cancro, te fa subito il caffè. E ti se va è un freddo. barista a modo, te Con lo calma. fa un minuto dopo, così intanto Secondo me guarda anche a quanto tempo che te stai in bagno, chi Senta, Assessore, possiamo cambiare argomento perché non mi pare Esatto. di concludere una serata Bravissima. in pre-cena con il diavolo. Bravissimo, Allora, non bravissima. guardate, Assessore, lei si è preparato cosa? Un discorso da Sì, fare? Cosa fa? ho caro in questo periodo insomma un po' particolare, ci appare spunto anche da un concittadino disperato che mi ha scritto un messaggio che ho caro condividere con tutti. questa è una Sappiamo bella che è un cosa. messaggio che è arrivato su Facebook, giusto, Assessore? Senz'altro. Ci Cioè, dica, bello, ci è arrivato bello. realmente su Facebook, non abbiamo rintracciato chi ce l'ha inviato, ma è stato importante. Però è bello dar voce anche ai cittadini in Certo, questo Sì, modo. però no? adesso Con i tagli, che goda Una cosa di dire. Ciao Contin, ciao dal Bresciano, Ah, che bello. Non lo conosco questo ragazzo. No, non è bresciano, non è il nome, è del luogo. Vada avanti col discorso. Caro Ciano, vedo dai video che hai contatti diretti con Draghi. Non è che puoi fare in modo che non sia più zona rossa? Avrei in mente di andare a Bruscandoli sull'Argere, che però è fuori dal mio comune. Fammi sapere, grazie. Allora, io penso che in questo momento difficile, inaspettato, particolare, e permettetemi di dire anche clauspicato. Guardi, io glielo permetto di dire, ma non significa niente che l'ho auspicato. È un termine che si usa poco. Ma non si usa, che usa poco quando lo usa lei. Forse perché non esiste, Assessore. È un messaggio che mi ha colpito e da cui, scuso anche per il termine cui, Perché magari... si dice, no, da cui Non è si bello, dice. può usare sederi come termine. Ecco, bravo. Ma cosa Grazie. sederi? Ma non si dice da sederi, non è... Dai, è meglio sederi che cui, scusami.
E un messaggio da Sederi, mi è venuto in mente di scrivere un cappello per il nostro governo. Un appello. Senz'altro. Scusi, però perché lei scrive un appello per il nostro governo e non chiama direttamente il Premier, visto che in questi mesi abbiamo visto che lei contatta direttamente le persone? Perché adesso Mario Draghi. Draghi, Esatto. Mario, cioè. Il senza telefono i prossimi 2 o 3 giorni. Qualche riunione particolare. Che ha fatto il passaggio a Iliad, credo. No, come ha fatto e ha detto che il senza ha detto che ha scritto nel gruppo Tosi scusa a me ai prossimi. Ma per piacere, ma cosa ha fatto? Ma che gruppo che aveva? Ma chi che sei su sto gruppo? Che sei Draghi, che sei Putti, che tutti si chiama quelli del Prosecco. Guardi, lasci stare. No, assessore, guardi, lasci stare. Sono curioso di vedere come scrive Putin e come risponde lei a Putin. Però è interessante, è passato a Iliad. Sì, vabbè, lasci stare. E ora che ha detto che Gado giorni che no. Vabbè, noi non possiamo. Scusi, allora, cambio SIM. Forse. Non mi sembra il caso di fare, tra l'altro, una pubblicità a un gestore che neanche ne paga per fare questa cosa. Per cui e non nominiamo a farmacia che ne fa i tamponi. Esatto, poveretti, gli sta così gentile. Pensavo che uno di noi altri 3 non aveva neanche la carta d'identità. Chi sarà stata? Non lo so. No. Ecco, posso dire una cosa prima che inizi il suo appello? Sì. Ma posso fare anche un appello? Sì. Tagliarsi a barba, assessore. È importante, è importante. No, la sua sarebbe molto importante. La prossima volta. Va bene. Ecco, se volete mandare un messaggio, potete anche dire se l'assessore Ciano Contin e anche Pippo sta bene con la barba. Ci sono 3 opzioni. A, sta malissimo. B, ho visto di peggio ma non ricordo cosa. C, solo se girano Castaway 2. Bravo. Scrivete. Va bene, assessore. Andiamo al cappello che nasce. Che bello, mi fa piacere che. Lasci stare, guarda, faccio l'appello, mi piace. Hai notata? No, l'ho notata sì, ma perché per un attimo io non pensavo che anche lei vestisse. Mi fa piacere. Posso andare a vedere anche io? Perché, no, vabbè. Allora, Cioè, adesso io non era nessuna intenzione mia fare la pubblicità, carina, ma è veramente comode. Tra l'altro 100% cotone, le magliette senz'altro. Però così sta facendo pubblicità e non è il caso. Allora, me l'hai è bella, notare, d'accordo, c'è una bella maglietta. Ma non era pubblicità comunque. No, se no dovrei però... dire che sia anche nel sito www.marcoepippo.com, cliccando però... Official Store trovate le nostre magliette meravigliose con scritto senz'altro. No, però allora così sta facendo pubblicità. No, infatti non volevo dire. Non è il caso, non vogliamo dire assolutamente. Se faceva pubblicità diceva che è disponibile per lui, lei e bambino in diverse taglie, cotone 100%. Sì, ma può essere anche un'ottima idea regalo, no? Quando esso aprirà dirà ti piace? Senz'altro. Ma magari a uno non piace la maglietta o non vuole una maglietta. Andiamo all'appello. Andiamo all'appello, cortesemente. Quindi il punto di partenza, perché mi ho sopperso, era... E questa persona ci scrive che non riesce ad andare a rancurare le erbette, i bruscandoli, perché è in zona rossa. Bruscandoli, che è un termine... È inglese. È un termine anglosasso, prende il nome dal Sassone, non sasso. È il sasso che lo tira lì in testa. Perché, cioè... L'uomo che ha scoperto questa erbetta la prima volta, si è mai chiesto, uno si passava all'aria e ha detto a me magno, come l'ho fatto? Perché uno che ha tanta fame. Ma probabilmente c'è qualcosa. Ma chi è stato il primo che ha messo i bruscandoli dentro il risotto? Anglosasso, che proprio si chiama Bruce Candoi, proprio ha preso il nome da lui. Senta, assessore, prego. Quindi c'è questo problema che non è un problema, insomma, un problema mica da poco. Insomma, mica da poco. Per il nostro... Allora, come facciamo se abbiamo voglia delle erbette? Allora appello a Drago. Plurale. Caro Drago. No, plurale. Cari Draghi. No, è uno. Draghi è uno. Caro plurale? Ma è caro Draghi. Come sei? Cari Draghi. Mario. Oh, bene. Ogni metà marzo un pisacane si sveglia e sa che una femmina a culo buson lo raccoglierà. Gaetano, puoi farci capire con la... Ci fai vedere cosa che significa culo buson per cortesia? Eccolo qua. Così. Immaginate un campo di bruscandoli di Piedrillo. Pieno di gente che culo buson. È vero, assessore, che è sì, è bruttissimo questa immagine che abbiamo regalato. No, infatti noi non l'avevamo detto in prova, assessore, ma non pensavamo la dicesse in diretta. Le ricordiamo in diretta, prego. Ogni metà marzo un bruscando si sveglia e sa che una frittata è pronta a coglierlo. Ogni metà marzo un Carletto si alza, vede arrivare un vecchio col corteo e pensando al suo destino esclama soffritto. Soffritto, soffritto. La vedo male, è ignobile questa battuta. Vabbè, la spiega, dai. Ma da 2 anni questo non succede. No. Noi italiani ci sentiamo proprio come queste erbette, a terra, al verde e calpestate. Ma nonostante tutto, anche questa primavera siamo pronti a rinascere.
Allora, cari Draghi, Mario, facciamo un provvedimento con cui che la gente possa rancurarsele liberamente. Basta decreto ristori, propongo il decreto Risotti. Ma che cazzo di decreto sì? Ma mi non E voglio chiudere. Desidero chiudere con le parole di un saggio latino. Però non ne conosco dei saggi latini, quindi non affasso perché volevo chiudere quelle parole di un saggio, ma non ho catà, non so. Sì. Non so. Va bene. Viva le erbette, viva la primavera, viva il decreto Risotti. Grazie Va bene. all'assessore Grazie, Giano assessore. Ci ha lasciato proprio con un'immagine meravigliosa e sto ancora Puoi pensando fare rivedere la slide? No, meglio no. Ragazzi, posso dirvi una cosa? È la prima puntata, Sì. dovevamo concludere alle ore 20. Che ore sono? 19:59. E allora salutiamo Allora. qualche persona che ci sta scrivendo. Alessio Sì. Gallo ripete ieri sono andato a cattare le erbette. Katia, attenzione che non ci si può muovere. Ma Katia, sarebbe brava, casa Katia. sua. Attenzione, ma vabbè, vicino a casa sua, insomma, penso È già uscito l'hashtag FreePisacan. Siete fantastici. Grazie per essere stati con Grazie noi. davvero. Noi volevamo anche concludere questo Senz'altro. momento, Assessore, con un ringraziamento speciale. Questa prima puntata di Senz'altro Show, che naturalmente aspetta prima di far partire tutto, perché sennò arriviamo a massa presto. Perché noi volevamo innanzitutto salutarvi tutti. Siete stati tantissimi, ci hanno detto più di Meraviglioso. 3.500, insomma, ma forse anche di più. Commenti su commenti, quindi noi vi ringraziamo tantissimo. Chiaramente la prima diretta era in diretta, abbiamo un po' fatto un po' tutto quanto al volo, ci siamo impegnati al massimo, la prossima sarà ancora Senz'altro. migliore di questa. Quando sarà? Sarà la prossima settimana, Sì. venerdì prossimo, mi raccomando, il 26 marzo. Ma ora abbiamo deciso di... Sempre alle ore 19? Certamente sì. Sempre in diretta su Facebook? Certamente sì. Sempre che il giorno dopo va su YouTube? Certamente sì. Ve lo dico perché non l'avevamo scritto, ma da domani, dalle ore 19 di domani, con 24 ore di ritardo, troverete la puntata su YouTube. Bene, Assessore, abbiamo pensato a lei, cioè abbiamo dato a lei l'obbligo e l'onere, il piacere, Esatto, anche il piacere, l'onore, sì, di ringraziare, no? Senz'altro. E quindi questi 40 secondi finali li abbiamo dedicati ai ringraziamenti. 40 secondi di ringraziamento, diciamo insieme grazie. 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 Ai nostri sponsor, senza i cui noi eravamo qui a divertirci insieme. Grazie. A tutti gli oculisti che ne farà da sponsor perché venderanno smerdaio di occhiali alla gente che diventa miope per guardarne sui telefonini. Grazie. Ai nostri genitori che ne ha messi al mondo, se no non sarissimo qua. Grazie. Ai nostri nonni che ha messo al mondo, i genitori che ne ha messi al mondo tutto l'albero ginecologico, andiamo Amo, Eva. Genealogico. Grazie. Tutti quelli che andranno senz'altro nel nostro sito, non so se vi avevo detto dell'official store. Sì, l'abbiamo già detto. Grazie. Al Milan, Juve, Inter che sono da fuori dai coppe, così noi ci siamo concentrati a pareggiare questo show. Grazie. Non posso dire, Assessore Misi, diversi anni che mi concentro. Ah sì, mi pare anche a me. Saluti all'Inter, però quest'anno attenzione. Basta, non tocchiamo questa roba. Soprattutto, Ecco. grazie a tutti voi, pubblico del nostro cuore. Non solo. Vi aspettiamo alla prossima puntata del Senz'altro Show. Grazie al nostro regista Enrico Lando, grazie a tutti quanti i nostri tecnici, un bacione a tutti. Ciao! Ciao persone! Hold up.